comincerà Edoardo Lughi alle 18 e proseguirà Alessandro Metz, che ringrazio anche per essere venuto, e insieme a Ibrahima, perché verranno coordinati da Federica Assorgia. Grazie ancora. Eccoci al secondo appuntamento di questa sera. Vorrei far accomodare Alessandro e Deborah. Sì. La seconda coordinatrice di oggi è Maria Deborah Zucca, docente e formatore, ha una laurea in scienze filosofiche e della formazione permanente degli adulti. Lavora nelle scuole secondarie di secondo grado come docente di scienze umane e nell'ambito sociosanitario assistenziale. Ha la passione della scrittura, in particolare di racconti per l'infanzia, ama leggere, la fotografia e partecipa quando possibile a iniziative culturali e artistiche. Collabora con enti di formazione professionale per la formazione degli operatori OS e con università della terza età. Oggi coordinerà per noi Alessandro Deo. Prova. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere ancora presenti a questo secondo incontro. Allora, l'ospite che abbiamo per questo incontro è Don Alessandro Deo, autore di questi 2 libri che oggi ci presenterà, è autore di diversi libri. Per noi oggi porta Nuovo alfabeto del sacro, un abbecedario per disobbedienti, che ha già un titolo abbastanza provocatorio, importante, e poi un altro libro che si intitola Desiderio, che parte praticamente da una riflessione praticamente su una lettera che Papa Francesco ha scritto, la Desiderio Desideravi, e lui praticamente sviluppa una serie di riflessioni partendo anche da un capitolo del Vangelo secondo Matteo. Allora, noi di solito quando partiamo con queste presentazioni, il coordinatore fa anche una presentazione dell'autore. Io mi sono documentata perché oltretutto Don Alessandro ha un blog molto carino, molto dinamico, però io vorrei far fare la presentazione a lui stesso. Infatti gliel'ho chiesto, preferisco che si presenti lei perché ci sono veramente... Col tu, va bene, facciamo col tu. Che appunto si presentasse perché ci sono veramente tante esperienze, tanti cambiamenti e tante scelte importanti nella sua vita, per cui io non vorrei tralasciare qualcosa che può essere veramente importante che lui vuol farvi arrivare. Per cui ti lascio la parola e prima di appunto parlare del libro vediamo un po' di conoscere Don Alessandro Deo. Buonasera a tutti, grazie che siete qui. Sta arrivando il freddo come ieri finalmente. No, dall'accento sentite che vengo dalla Toscana? No, è difficile la presentazione, nel senso che sono del 75 alla soglia dei 50 anni e quello che dicevo quando ci siamo sentiti è che forse la cosa bella che sta accadendo adesso è che finalmente non mi ritrovo più in un ruolo, in un'etichetta. Sono prete e continuo a fare il prete, ma sono sempre più Alessandro. E tornando indietro nella storia, l'ultima tappa, quella che sto vivendo adesso, è che vivo in una frazione in Lunigiana, che è questa terra di mezzo tra la Liguria e la Toscana. Non è Toscana, insomma, in un paese di 6 abitanti, ma isolato, in una casa ancora un po' più isolata, e lì accolgo, celebro, prego, incontro un po' di gente. Tornando indietro al seminario, prima sono stato infermiere professionale, quindi ho lavorato in ospedale, in psichiatria e in ematologia, prima ancora l'anno di obiezione di coscienza, che per me è stato fondamentale,
e basta. Cioè, prima ancora una vita che è nata in una comunità di Bergamo, a Romano di Lombardia, da 2 genitori splendidi. Poi il papà uscirà di sicuro il discorso, perché è un passaggio per me davvero fondamentale. E dentro, ecco, forse, ma questo lo dico perché poi si capisce anche lì un po' il cambiamento, dentro una fede nella mia famiglia, nell'ambiente che respiravo, molto progressista. Quindi i miei fari erano Don Milani, Mazzolari, Don Tonino Bello, molto sociale, molto post-conciliare, e molto felice anche, molto libera. In qualche modo la fede per me è stata anche il mio modo di trovare il mio spazio, e anche un po' rivoluzionario per certi sensi. C'è un'opposizione bella, quindi non nasco in sacrestia, cioè nasco più nel volontariato, nell'oratorio, nell'incontro con gli altri. Basta. Bene. Allora, sì, è importante conoscere anche questo cammino per arrivare appunto alla scrittura di questo libro, scritto a 4 mani anche con Davide Brullo, che ho notato che è diviso in 2 parti. C'è una prima parte presentata da Brullo, che è quella, diciamo, forse più un po' provocatoria, e poi quella che invece poi scrivi tu, che invece trovo molto più profonda, più rilassante, però anche quella, diciamo, un po' come dire, oppositiva. Ma perché c'è bisogno di questo nuovo alfabeto del sacro? Perché? Per rovinare il sonno. Per me è stato una sorpresa, un onore enorme scrivere con Davide, che è un genio, scrive benissimo. Se trovate qualcosa è un poeta lui, di fatto. Non è semplicissimo, ma spalanca davvero degli Avete trovato orizzonti. comunque un'intesa. Sì, io ho letto un suo libro, sono andato a trovarlo e siamo diventati amici, di fatto. Lui mi ha proposto non di scrivere un libro, perché questo poi nasce in seconda battuta. Era una specie di gioco. Lui ha un blog molto interessante che è Pangea News, Pangea, e di settimana in settimana il gioco era che lui mi dava una parola, ed erano parole abbastanza: amore, bacio, Caino, Dio, estasi, ferita, Giuda, idolatria, Maria, nulla. Cioè arrivavano questa parola, io provavo a scrivere qualcosa con totale libertà, e lui scriveva la sua parte quasi in risposta. Io non so perché c'era bisogno, io so che scrivendolo ho sperimentato una grande libertà. Cioè ero proprio libero di lasciare andare le parole e di lottare, perché erano parole anche provocatorie per me. C'era davvero una lotta e un parto ogni volta che le scrivevo. Perché ce n'è bisogno non lo so, dipende. Spero che serva a destrutturare l'idea che abbiamo del divino, ma non perché lo dico io, Davide, perché il mio punto di vista, anche un punto di vista esperienziale, è che quando leggi il Vangelo ti smonta, ti decostruisce. È sempre un'azione molto viva e molto forte quella che fa il Vangelo. Mentre ogni volta che il Vangelo è la Bibbia, ogni volta che la parola la incaselliamo dentro una morale, la incaselliamo dentro delle regole, la usiamo per altri fini, noi stiamo tradendo la parola. Dio in verità, infatti c'è un passaggio molto bello di Davide in cui dice: neanche Gesù si riesce a nominare, sfugge sempre qualsiasi definizione. In questa decostruzione, secondo me, c'è un po' il gioco di chi in fondo ha scoperto la bellezza della passività di un incontro con Dio. Cioè non sono più io che voglio spiegare bene Gesù, come fanno i preti bravi, ma nell'esperienza ho visto che è Lui che viene a cercarmi, che io sono l'oggetto del suo amore, io e ognuno di noi. È una passività molto bella, questa è molto liberante. Forse è Maggi che dice: non siamo tanto noi a credere in Dio, è Dio che crede in noi. E per me questo passaggio è
è interessante, forse il nuovo alfabeto del sacro, quando lo leggi ti toglie un po' il sonno, ti smarrisci un attimo, però spero che serva a rimischiare un po' le carte, a rimettere un po' il desiderio di trovare un alfabeto nuovo, un tentativo nuovo, di ridire un alfabeto che poi si crollerà comunque, insomma, sarà sempre un po' mai definitivo. Beh, io stessa l'ho dovuto leggere almeno 2 volte e poi ho dovuto riprendere alcuni passi perché dicevo: "No, devo capire bene". Ci sono, allora, questo festival dedicato proprio come dice, l'elogio della lentezza del silenzio. Anche nel tuo libro il silenzio viene tenuto molto in considerazione, perché comunque questa libertà, di cui tu parli, che hai ritrovato in questo libro, è avvolta anche nel silenzio, no, anche la tua scelta di Sì. vita, di vivere in un posto molto isolato con poche persone, logicamente ha la sua importanza, no? Sì, 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 sì. Ci pensavo, tra l'altro mentre parlava l'amico Roberto, ho preso alcune parole che dicevo, qua mi aggancio dopo perché ci sono il silenzio l'ho sempre amato e come tutti credo, io amavo tantissimo la montagna e appena potevo andavo a camminare, trovavo degli spazi in cui c'è questo silenzio che rigenera ed è uscito in questi giorni questa cosa molto bella del silenzio, come un grembo che ti riforma, che ti ricrea, che ti rimette al mondo. Io vado dagli eremiti, respiro e poi torno nella vita ed è bellissimo, è tutto giusto. Quando poi però il silenzio diventa quotidiano, dopo il primo momento Into the Wild, che io ero lì a tagliare i rami, libero, senza più una scadenza di cioè libertà totale, quando gli anni passano, c'è anche un altro versante del silenzio e in questo libro, ma in tutti in verità, esce molto. Da infermiere mi viene da dire che quando la lentezza diventa radicale e quando il silenzio diventa totale, noi siamo morti. E il silenzio non è, per forza fa paura il silenzio. È giusto che faccia paura, non è vero che rigenera sempre. Il silenzio è un esercizio di morte. In qualche modo quando noi facciamo davvero silenzio percepiamo che dobbiamo fare i conti con la morte. E questo libro, la morte, è dietro è dentro ogni parola. Sì, a proposito di questo, cioè tu però, percepisci la morte come qualcosa di positivo. È quello il passaggio. Cioè, arrivi su un limite molto delicato, molto difficile da abitare, però quando sei lì credo che poi sia un po' il centro della fede. Il passaggio vero è comprendere se la morte è la fine, è il bradipo che non respira più, cioè arrivo e finisce tutto, o se la morte può diventare l'atto definitivo della deposizione. Deposizione. Cioè tutto quello che sono viene consegnato a qualcuno e questo qualcuno lo raccoglie. E allora quando faccio silenzio è un atto contemplativo e faccio fatica a far silenzio, che quando son da solo è un atto contemplativo in cui io cerco di deporre la mia storia nelle mani del vivente, di colui che vivo, in qualche modo cinge anche me alle spalle e aspetta solo che mi lasci andare. Quello della deposizione per me è una cosa che dico spesso perché sono quelle cose che accadono, che ti accorgi che ci sono e dici non le molli più. Nel Vangelo, se ci pensate, l'esperienza di Gesù di Nazareth è tutta sospesa tra due deposizioni. E se andate a vedere i Vangeli dell'infanzia, Gesù viene deposto in una mangiatoia. C'è un Giuseppe lì. Se andate in fondo, Gesù viene deposto dalla croce e c'è un Giuseppe anche là, tra l'altro. E anche Emmaus, per certi versi, è un Dio che si depone nelle mani dei due discepoli, a Emmaus per esempio. E io mi sono detto, se tutta la vita di Gesù è tenuta insieme da queste due deposizioni, forse
il segreto della vita è imparare a deporsi, che è il contrario dell'imporsi. E quindi il silenzio per me è un esercizio di deposizione. Un'altra cosa che mi ha molto colpito, tu parli molto spesso di un incontro col risorto, no? E questo incontro si fa sempre in situazioni molto pratiche di vita e anche e soprattutto dure. Cioè le esperienze più dure, le esperienze quelle che ti fanno anche soffrire, che ti portano all'esasperazione, che ti portano a non comprendere più quello che succede, sono quelli i veri incontri col risorto. Sì, credo anche di essere una persona anche gioiosa per certi versi. Però è vero, cioè, i passaggi nodali spesso sono legati per me proprio all'esperienza della domanda che la morte porta con sé. Che poi è la domanda di sempre. Oggi eravamo a vedere la tomba dei giganti qui sopra e tu pensi che migliaia di anni fa qualcuno ha avuto bisogno di mettere insieme delle pietre perché comunque c'è una risposta da dare a questo grande mistero che è il morire, che è legatissimo però al mistero della vita. Poi personalmente come esperienza di vita il fatto di aver lavorato come infermiere e di aver iniziato in reparto ai miei tempi, senza essere vecchio, a 17 anni andavi e facevi queste 5 ore di lavoro al giorno, quindi il corpo degli anziani da pulire, il corpo dei morti da ricomporre, delle esperienze anche di morti di un amico molto vicino, fino all'esperienza della morte di mio padre, per me sono i momenti della grande domanda. E sono momenti legati a un'altra parola che in questo festival sta uscendo tanto, io sono davvero contento, che è l'esperienza del corpo. Il corpo, non esiste un sacro, una spiritualità che non sia nel corpo. Il corpo in quanto luogo del patire è luogo del grande godimento, dell'estasi divina, dell'incontro con l'altro che mi fa uscire da me e anche dell'incontro dell'altro che mi abita. Noi ci dimentichiamo, io non so come abbiamo fatto, ci dimentichiamo che la fede cristiana è una fede incarnata e che il nostro corpo è lo spazio della manifestazione di Dio. Lo diceva anche prima benissimo. Noi siamo l'ostensorio della manifestazione di Dio nel mondo. Non lo dico ce lo dico perché poi alla fine ho fatto anche il prete, lo faccio, ma se torno indietro l'ostensorio erano i malati che ho incrociato, erano le persone e quindi tante volte è chiaro che il dolore arriva in modo profondo a spingerti contro il muro e a dirti: ma se tutto finisce così, che senso ha vivere? Io ho in mente una storia, forse lì la tratteggio. Io ero un ragazzino, se penso quando lavoravo avevo 20 anni e mi sentivo piccolo. Cioè mi immagino adesso molto giovane, ma c'era questa signora in ematologia, ai miei tempi tanto si moriva di leucemia. C'era questa donna che mi è rimasta in mente, che stava cucendo la coperta per il nipotino che era appena nato e che lei non aveva ancora visto perché era ricoverata. Era al 7° cielo perché il giorno dopo sarebbe stata dimessa, le terapie avevano funzionato, sembrava tutto. Di notte, piena notte, suona il campanello, vado in camera e lei ha un'emorragia improvvisa e io ho proprio in mente lo sguardo suo che mi guarda in mezzo al sangue e prima di lasciarsi andare io poi la raccolgo e muore a letto. E quello sguardo aveva dentro questa domanda: perché? Perché? Cioè perché tutto questo amore, perché tutto questo spreco di vita, se puoi definire così? È per quello secondo me che poi lo spazio del dolore diventa uno spazio gravido anche di possibilità. E il corpo ci aiuta anche a comprendere questo. Cioè, adesso ti dico,
Non lo dico perché rischia lo può dire solo lei, cioè non posso dire una roba. Io spero di averla deposta a letto e di aver fatto già un gesto sacro, sperando che anticipasse una deposizione in un'eternità che già cominciamo a vivere qua. Ecco, non so se sono riuscito per Sì, quale sì. domande ho idee che saranno Sì, sì, belle sì. toste. Sì, sì. Allora, un altro interrogativo, questo mio personale. Allora, tu fai anche riferimento a qualche autore di filosofia. Io ho visto che c'è qualcosa che avete scritto anche sul rapporto ragione-fede, che anche quello è interessante, perché Sì. poi in filosofia questo rapporto è stato, insomma, visto, rivisto. Come è stato trattato questo? Ma no. Allora, provo una risposta. Davide di sicuro ha una preparazione anche scolastica che non è mia. Io arrivo davvero da altri giri, da una formazione tecnica da cui sono scappato, poi quella infermieristica, tanta curiosità, tante cose lette, tante Però domande. quello che vorrei sapere, si può conciliare la ragione con la fede? Allora, ti direi di sì. Bisogna capire bene cos'è la ragione. Cioè, ecco, forse non è che il mistico, quello che abbiamo ascoltato prima, è l'irragionevole. Non è quello che non usa la ragione, ma c'è una ragione diversa, che è una ragione, che è la ragione del corpo, che è la ragione che non è solo il pensiero. Allora in quel senso lì, sì, nel senso che credo che ci sia una ragione che è una ragione più grande e che ci permette di fare esperienza di qualcosa che è paradossale. La fede comunque è una follia. Cioè possiamo girarci attorno quanto vogliamo, ma la croce è stoltezza per i greci. E andare a dire che in questo momento noi crediamo che ci sia il risorto vivo tra di noi, a Paolo han detto: "Vabbè dai, ti sentiremo un'altra volta", cioè, facciamo il rischio nostro, anche dentro le esperienze di chiesa, è quello di voler essere troppo ragionevoli. Ma chi si innamora è ragionevole. Chi fa un'esperienza, cioè, d'amore, non è ragionevole, ma comunque usa la ragione. Ecco, è un altro modo di forse, mi vien da dire, è un modo, non solo illuminista di usare la ragione. Noi siamo di più del nostro pensiero. Anche perché, una delle persone che per me sono state più importanti, nella fede, è una mia cugina, Paola, che aveva un handicap molto grave, faceva fatica a parlare, cioè, ma nella mia idea è stata una delle persone che sono state più capaci di mostrarmi il volto del risorto. Aveva una capacità di vita e di incontro incomparabili. Allora, se la ragione è solo la capacità di usare il pensiero, dico che c'è qualcosa di più, qualcosa di più, sì. E questo credo sia anche molto liberante per certi versi. Forse dovremmo anche, forse dico un po' da slogan, ma io son molto grato anche al Vaticano II, quello che è successo, c'è stato però forse a volte uno scivolamento verso un eccessivo spazio nel sociale o verso un'eccessiva spiegazione delle cose. Abbiamo fatto un sacco di corsi biblici che spiegavano la Bibbia, che son bellissimi e van fatti e moltiplicati, ma non basta. Quello che cambia è qualcuno che incarna la parola. Sull'altro libro, questa cosa secondo me esce molto forte, la Desiderio Desideravi. È una lettera che io non avevo letto, non leggo tutto quello che esci dall'istituzione. E lì un vescovo mi ha chiesto di fare questo intervento. Io ho aperto la Desiderio Desideravi e sono rimasto folgorato per il coraggio di una lettera che ti prende per mano e inizia dicendoti: alza lo sguardo. Poi ti dice: quando leggi il Vangelo,
non è che leggi di Nicodemo, dell'emorroide, sei tu quello. Cioè, il Vangelo, se lo leggi, deve accadere in te. Quell'accadere in te, per me è la grande differenza. Non basta capirlo. Devi essere lo spazio in cui il mistero può accadere. E questo è una ragionevole follia. Quindi è un nuovo modo di intendere proprio la liturgia, no? Noi siamo abituati a un certo tipo di liturgia, invece qui ci dice non la dobbiamo solo leggere, non la dobbiamo solo ascoltare, ma lo dobbiamo vivere. Cioè, nel momento in cui leggiamo il Vangelo, dobbiamo essere quel Vangelo. Dobbiamo farlo accadere con tutte le fatiche. È un movimento che Sant'Ignazio, chi ha un po' di familiarità anche col metodo dei gesuiti ignaziano, per esempio lui già faceva bene, ma per certi versi qui diventa ancora più radicale. C'è un passaggio che Sì, posso, io sto certo, andando, poi assolutamente. tu torni indietro, così. Anch'io ne ho segnato alcuni che sono molto... No, sulla desideravi, la numero... Ho messo troppi... Mamma mia, che disordine. Eccolo qua. Da quanto, non sono io che parlo, il Papa o chi l'ha aiutato insomma a scrivere questa lettera, da quanto abbiamo detto sulla natura della liturgia, risulta evidente che la conoscenza del mistero di Cristo, questione decisiva per la nostra vita, non consiste in un'assimilazione mentale di un'idea. Noi siamo con questa idea stramba che devo andare a catechismo per spiegarti, ma in un reale coinvolgimento esistenziale con la sua persona. Coinvolgimento esistenziale. Cioè la mia vita è una relazione, viene coinvolta. La celebrazione riguarda la realtà del nostro essere docili all'azione dello Spirito, che in essa opera finché, e qui inizia i brividi, finché non si è formato Cristo in noi. Galati, la ridico, finché non si è formato Cristo in noi. Cioè noi siamo lo spazio dell'incarnazione possibile di Dio. E questa cosa ci fa già noi non diventiamo cristiani per essere più buoni, e non lo siamo, per essere attenti agli ultimi, che è bellissimo, ma non basta. Noi siamo lo spazio, e siccome il Papa a modo suo dice, magari non l'hanno capito, dice, la pienezza della nostra formazione è la conformazione a Cristo. Ripeto, 2 punti. Non si tratta di un processo mentale, virgola, astratto, virgola, ma di diventare Lui. Diventare Lui. Il mistico entra in questa direzione, cioè la direzione del mistico, che con una grammatica sempre diversa, che cambia perché è individuale, perché l'incontro è comunque sempre personale, dice di questa esperienza, che dice il senso della vita. Cioè io sono al mondo, non solo per una umanizzazione, ma addirittura qui tutto l'Oriente che ci parla per la divinizzazione. È molto bella questa cosa perché annulla le dicotomie che ci abitano. Non c'è più al di qua, al di là, spirito, materia, Dio, cioè è un'incarnazione continua. Quindi quando divento profondamente uomo io faccio esperienza di Dio. E la liturgia diventa cosmica, perché a un certo punto ti accorgi che non è più lo spazio della Chiesa, ma tutto diventa una cattedrale. E qui io ringrazio tantissimo la montagna che ho amato, i sentieri e il luogo dove vivo. C'è un rischio in questa cosa qui, che piangi spesso, perché tutto ti ferisce. Davvero tutto. Il tramonto e la domanda di prima è che sembra che tutto, non sempre, ma ci sono dei momenti in cui dici anche meno perché sta diventando faticoso, ma tutto è un'epifania del divino. E allora tutto diventa una celebrazione. Se tu mi chiedi perché fare silenzio, per celebrare questa vita che mi coinvolge e che mi fa respirare, essere respiro del respiro di Dio.
Infatti hai detto che nel mentre che scrivevi ti commuovevi, no? Era una cosa veramente molto, molto coinvolgente, perché ti sorprendevi sempre di più man mano che la leggevi. Io invece ho sottolineato questa parte perché riferisce sempre al silenzio, che dice: senza il silenzio ogni liturgia è vuota, ridondante di nulla. Non mi riferisco immediatamente al silenzio delle celebrazioni, a quello che si dilata nella preghiera, a quei respiri posti nel cuore della liturgia eucaristica. Penso a tutto il resto, a quel silenzio pesante fatto di vuoto che si infila nella vita, a quello denso e terribile di chi subisce solitudini non scelte. Non sempre il silenzio apre alla contemplazione. Penso al silenzio tragico che segna attese che si considerano inutili. Penso alla vita quando non accade. Penso al silenzio di telefonate che non arrivano. Penso al silenzio della noia, della solitudine, dell'emarginazione. Senza familiarità con questo silenzio, senza rischiare di toccare un punto di non ritorno, è impossibile rileggere la propria vita ed è impossibile comprendere la profondità del silenzio contemplativo. Sì, sì, è quello che un po' dicevo prima con la familiarità, con la morte. È troppo rischioso fare la retorica del silenzio. Dobbiamo ricordarci che il silenzio e la solitudine sono dei drammi, che qualcuno nel silenzio ci muore, che qualcuno non ha nessuno che gli parla, e non ci sono due silenzi diversi, e in qualche modo è entrare in quel silenzio in modo sacro, perché la sofferenza dell'altro è una liturgia, tu non puoi entrare e devastare l'altro e dirgli che deve aprirsi, che deve parlare, che è colpa sua, che alcuni rimangono incastrati nell'esperienza della morte, del silenzio, della solitudine, e noi dovremmo avere grande tatto proprio toglierci i sandali e entrare in questo terreno sacro, e il nostro silenzio non può dimenticare quello. E quindi dobbiamo stare davvero sempre un po' attenti, secondo me, nella retorica di alcune parole che usiamo troppo. Quindi fare silenzio significa accettare la fragilità e la debolezza di sentirsi anche parenti di chi in questo silenzio ci soffre. Dobbiamo essere umili come credenti il più possibile. Noi a volte abbiamo troppe risposte, troppe sicurezze. Arriviamo già alla fine, arriviamo già alla risurrezione volendo saltare la passione. Invece entrare nell'atto della passione è sentire che la risurrezione è già in atto lì. Quindi grazie che hai citato questo passaggio, perché Sì, è molto, molto bello, molto, molto bello. A me mi ha colpito veramente tanto. Un'altra cosa, questa è una mia curiosità, ma nel posto dove vivi, come trascorri le giornate? Perché cioè, vivere con 6 persone, cioè, prima parlavamo di eremiti, quindi cioè, a volte mi appiccicano questa l'etichetta. etichetta. Io a me fa sorridere perché non ti faccio senti. fatica a trovarmi. Poi mi sto accorgendo che anche l'Antonella dell'altro giorno, ognuno può essere eremita a modo suo. Io avevo in mente stupidamente gli eremiti col saio e nelle grotte, ma sì, in qualche modo è un po' eremitica. Sono bergamasco, mi sto accorgendo, ahimè, che lo sono in modo molto più pesante di quello che credevo. Per me la lentezza è un miraggio, e il bradipismo è un'utopia, nel senso che mi scopro sempre a fare tante cose. Il fatto di scrivere, collaborare con Curare il riviste, blog. curare il blog, rispondere alle mail, però la vita più o meno funziona che al mattino abbastanza presto c'è lo spazio di preghiera un po' più lungo. Ho deciso che la mattina la tengo per il lavoro, che vuol dire ormai quasi esclusivamente scrivere. All'inizio lavoravo molto di più sistemando il bosco, queste cose qua. Dovrei ritornare a farlo un po' di più. O l'orto, che quest'anno è stato un disastro. Che cosa coltivi?
Volevo pomodori, erano il mio orgoglio, ma quest'anno mi hanno tradito. Niente pomodori. Niente pomodori. E quindi ecco, è un po' quello, ma sta aumentando lo spazio della scrittura che io devo dire è quello che mi piace fare di più. E il pomeriggio, eremita, ma di fatto soprattutto l'estate è carica di incontri. Sì, ma infatti tu hai detto che accogli molto. Non ho uno spazio, e forse meglio così, per delle accoglienze lunghe, e stanno diventando degli incontri, questo è un altro spazio di commozione per me. Io anche lì son cresciuto con l'idea che in fondo un buon prete deve essere bravo a parlare di Dio. E forse lo ero anche per certi versi, quindi usavo tanti stratagemmi, Quando la avevi la musica, parrocchia, in effetti eri molto parrocchia. attivo, facevi Sì, molte sì, cose. sì, sì, sì. In verità mi sono accorto, e questo è stato un passaggio che sembra banale nel dirlo, che lo spazio del pomeriggio, dell'incontro, che io ho riaperto con fatica, perché 5 anni fa, quando sono arrivato, ero veramente stanchissimo di questo voler espormi così tanto del ruolo, che avevo bisogno di chiudere. Poi è arrivato il Covid, quindi è stata una chiusura nella chiusura, di davvero una solitudine profonda, ma da lì è emerso pian piano, grazie a un padre spirituale, a un cammino lungo, che gli incontri che facevo non dovevano essere delle performance di quanto sono bravo a raccontarti e a darti delle risposte da guru che non sono, ma che era il massimo della passività. E allora quello che succede quando ti bussano alla porta, io lo confesso tra amici, a volte non vorrei che venissero perché è pesante, perché non sai mai chi c'è, perché devi raccontare di te e non è per niente facile. Però alla fine mi pento sempre perché quelli sono esattamente gli incontri in cui Dio viene a dirmi che c'è. Mesi fa è venuta a trovarmi un gruppo, di solito vengono singoli, lì era una comunità famiglia di persone provate dalla vita. C'erano persone con handicap, persone che hanno stato in carcere, e siccome mi avevano conosciuto in una chiesa lì del posto, sono voluti venire a fare delle domande al prete che spiegava Gesù in un modo un po' diverso. Prima di iniziare però a parlare abbiamo fatto questo giro di presentazioni e io non riuscivo a trattenere le lacrime perché non avevo più niente da dirgli. Loro raccontavano le loro storie, la fatica con i miei genitori, il carcere, i fallimenti, e io dicevo: ma sei qua, Signore? Sei già lì, sono già qui. E questo per me avviene spesso. Lo dico dicendo, scusa, chi mi conosce bene sa che a volte dico basta persone, e in verità è il passaggio davvero dell'incontro. Quindi in effetti non c'è neanche bisogno di una tua risposta, è solo l'incontro con l'altro. Ma io tante volte cosa posso dire? Cioè, io spero che trovino un povero Cristo, veramente, davanti a un altro povero Cristo. Cioè, sei lì e ti incontri Ma il così. fatto che tu stai ad ascoltare, penso che questo sia già tanto per una persona che ha bisogno di parlare, ha bisogno, sì. forse è proprio Spero, l'ascolto, no? ma a volte non mi sento neanche così bravo ad ascoltare, è difficile ascoltare. Sì, quello Spero sicuramente. di farmi un po' trafiggere sempre, quello secondo me sì. Cioè il giorno che ascolterò le storie con una sana Con distanza, distanza, è allora meglio già, che sì, sì, c'è qualcosa che non certo, funziona. certo. Però davvero è un silenzio faticosissimo, cioè è molto più facile moltiplicare le cose da fare. Io ogni tanto, sì, cioè la tentazione mia è rimettermi a fare un sacco di cose e ripartire. Volevo sapere se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Non c'è nessuno? Sì? Vieni, avvicinati. Allora, destinatario di una domanda che qualche giorno ce l'ho in mente, perché stiamo parlando di silenzio, di esperienza di Dio intimistica, che appaga, di vita vissuta in pienezza. Mi chiedo,
ho sempre pensato che quando uno si sente chiamato e trova Dio, riceve anche una missione. Quindi volevo sapere se in questo alfabeto c'è anche la parola missione. O se comunque non c'è. se Dobbiamo fare un qualcosa. secondo. Sì. Devo stare attento a non rispondere. Mi verrebbe da dire che l'unica missione che abbiamo è vivere e ringraziare. C'è dentro la nobiltà di questa domanda, anche molta nostra educazione, un po' sacrificale, cioè, siccome abbiamo conosciuto, chissà cosa dobbiamo fare. L'eremita, i folli del deserto, i padri, secondo me ci aiutano a dire che in fondo dobbiamo solo ringraziare. Noi, l'Eucaristia non è altro che un grande esercizio di ringraziamento. Se dovessi dire la missione che mi viene in mente è proprio quella, cioè riuscire a deporre ogni cosa nelle mani del vivente, cercando di ringraziare e benedire, che è una delle lezioni più grandi che mi ha dato mio padre, che è morto di Covid. Dall'ultimo anno di vita sua, prima della morte di Covid, ha avuto un infarto molto pesante, l'abbiamo preso al volo, e lui, che era un attivissimo uomo in parrocchia, sempre impegnato, si è trovato a fare i conti con la fragilità, anche fisica, cioè, poi si era ripreso bene, ma ecco, la fragilità in lui è diventato lo spazio in cui è riuscito ad accorgersi dell'altro benedicendo. Ecco, per me la nostra missione è deporci, disarmarci. Pensa che belle sarebbero le nostre comunità disarmate. Solo come uomini e donne bisognosi, feriti, che dalla grandezza della propria debolezza ringraziano e benedicono il Dio che viene a raccoglierci. Per me è quella la nostra missione, più di tutto. E ci libererebbe tanto da quest'ansia un po' di dover salvare il mondo, ma in fondo è già salvo, noi dobbiamo solo ringraziare perché tutto è già stato salvato. Non so se ho risposto. C'è qualche altra domanda? Facile. Facile? Una domanda facile? Allora, faccio io un'altra cosa, un'altra lettera e un'altra parola di questo alfabeto. Ferita. Hai parlato adesso, infatti, di ferite. Sì. Abbiamo da le nostre infermiere, ferite, da esatto, da infermiere. infermiere dico, c'è una ferita, la chiudiamo. Ok. Cioè, c'è una ferita, si sutura, si fa di tutto per... Io sono stato a rivedere, perché poi scrivo le cose e mi dimentico, ma rileggendola ho trovato questa interpretazione che ho detto, che ho avuto anche un po' abbastanza coraggio, in cui c'è l'emorroissa nel Vangelo, questa donna che insegue Gesù perché ha questa ferita che non si chiude, che è questa emorragia di vita, e in modo un po' provocatorio dico che non doveva chiuderla, e che in fondo l'emorroissa con la sua ferita sanguinante non ha chiuso la ferita, l'ha passata a Gesù, che morirà ferito e sanguinante. E quindi recupero questa lettura dicendo che le ferite non vanno chiuse. Da una ferita noi nasciamo, da una ferita si entra in una ferita, che è una feritoia, che è un'apertura, per dare altra vita, e senza ferita il mondo si chiude. E quindi noi siamo delle ferite che camminano. Sarebbe anche, e già questo è una risposta, cioè, accettare che essere al mondo è vivere feriti ed esposti. Se ti chiudi, che è il grande rischio, se metti una corazza, la corazza ti uccide. Vivere da feriti però, retorica
è facile, dice, che bello, vivere la ferita è soffrire la passione e a volte viene proprio la tentazione invece di proteggersi. Un passaggio un po' più semplice, no, ma che può essere vicino a questa esposizione è sforzarsi di pensare quando incontriamo l'altro che siamo tutti feriti. E davanti a una ferita noi abbiamo due scelte. La prima è facile, vedo il tuo punto debole, vedo la ferita e ci metto la mano e so che c'è e sei in mio potere. L'altra è quello che Gesù provoca quando si depone. Gesù, così torniamo e chiudiamo il cerchio, deponendosi, resuscita vita buona da Maria e da Giuseppe, che lo fasciano. E alla fine resuscita vita buona da Giuseppe e da Arimatea, che lo fascia, che è il simbolo di una carezza. E forse le nostre comunità, ecco, se c'è una missione, è che, ma non solo comunità religiose, anche comunità bella come questa che si incontra. Noi siamo qui anche stasera, quando abbiamo un festival, leggiamo un libro, perché abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga che ci siamo e che lo faccia con occhi che sono benevoli e che accarezzi le nostre fragilità. E allora l'augurio è proprio questo, che diventiamo da una parte capaci di non aver paura della ferita. Dalla ferita davvero dolorosamente si nasce, e dall'altra parte di imparare un po' questa capacità a prendersi cura gli uni delle ferite degli altri. Grazie, grazie per queste belle parole, veramente belle. Ringraziamo Alessandro. E naturalmente anche io consiglio di acquistare il libro perché è veramente molto, molto bello, molto toccante. Bene, un attimo perché ci sono Tiziano e Gianluigi nel loro ruolo preferito. Sì. Grazie ancora a voi. Adesso chiamerei qui Nicola per l'ultimo reading di questa serata. Non in compagnia di... Oh sì, di Pietro e Alessio. Ti hanno abbandonato i musicisti? Eccoli, ci sono. Ok. E allora vi lascio. Non tutti i silenzi sono uguali. Come grazie alla consapevolezza del vivere si diventa sensibile alla luce, alle diverse sfumature di luce in diversi luoghi, in differenti momenti della giornata e delle stagioni, così si colgono miriadi di sfumature nei silenzi nostri e altrui, silenzi umani, silenzi degli animali, degli alberi, silenzi minerali. Il silenzio non è tacere, né mettere a tacere. È un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te. Aiutami ad abitarti. Addestrami, disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono, in te, arte del congedo per ritrovare, arte della capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina,
Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva. Abbiamo ascoltato Il silenzio onesto di Chandra Livia Candiani, tratto da Il silenzio è cosa viva. Grazie Nicola per queste letture. Sono state, aspetta, metto qui, molto belle. La seconda mi stavo commuovendo, solo che poi dovevo venire qui, mi sono dovuta risistemare un attimino. È stata bellissima. Grazie, sempre bravissimo. Grazie per avermi dato questa opportunità, è la prima volta che partecipo. Scusami. C'è molta emozione, perché comunque quando fai qualcosa nel tuo paese è sempre emozionante. Grazie ancora, è stata una bellissima serata e speriamo di poter partecipare anche altre volte. Grazie, buona serata. Allora, un altro momento di questa serata, vedo che c'è già Nocciolina, vorrei qui anche Francesca e Alessio. Io scherzo sempre perché faccio parte di un'associazione culturale e di altri gruppi e dico sempre che faccio tutto io in questo paese, però c'è Alessio che oggi mi stava per superare, perché in questo Strangius è stato autore, solitamente coordinatore, oggi è stato anche musicista e infine padrone di casa. Quindi adesso vi vorrei qui perché arriva Giacomo per voi. Prendetevi l'applauso, il palco, il pubblico. Prego. Avanti, avanti, così vi vedono tutti benissimo. Vieni Giacomo. Grazie come sempre dell'ospitalità. All'anno prossimo. Sì. Per chi vuole c'è un piccolo rinfresco dopo. Sì. Sì, come di consueto in casa Onnis Pacini anche quest'anno ci sarà un piccolo rinfresco. E ricordo l'appuntamento di domani, l'ultima giornata di Strangius presso il Sagrato di San Leonardo, in cui ascolteremo i racconti, le testimonianze e le storie di Edoardo Lughi, di Ibrahima Low e di Alessandro Metz. Buona serata a tutti, a domani.